La Presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, ha firmato un decreto con il quale viene sospeso per 45 giorni l'esercizio delle deleghe attribuite all'assessore alla cultura Gianni Torrenti, indagato dalla Procura della Repubblica di Trieste per truffa alla Regione nell'ambito di un'inchiesta su un'associazione culturale. Con lo stesso decreto è stata sospesa la corresponsione di ogni identità e rimborso all'assessore. A Trieste la sanzione massima per i passeggeri sprovvisti di biglietto è stata elevata a 210 euro e la minima a 50. In caso di pagamento entro i 15 giorni dalla notifica, in misura ridotta la sanzione è di 70 euro più il prezzo del biglietto se dovuto. Ridotta a 5 euro la sanzione per chi dimentica l'abbonamento ma dimostra entro 5 giorni di esserne in possesso. Invariate sanzioni per recidività e falsificazione e uso dei titoli di viaggio. Lo scopo è aumentare il contrasto all'evasione. Restiamo a Trieste perché sono almeno 3 le offerte di gruppi interessati a rilevare l'Unione Triestina, oggi in Serie D. Nelle prossime ore è attesa una decisione dell'attuale presidente Hamdi Mehmeti e l'amministratore delegato Pierre Bock. Oltre alle 3 offerte è presente una quarta offerta, considerata però non interessante. Stiamo lavorando da settimane per riportare a Trieste un gruppo serio e credibile che possa comprare la Triestina. Ora, dice il sindaco Roberto Cosolini nella nota, l'offerta è sul tavolo. Tutto pronto a Rivignano per Guarda che Stella, la kermesse enogastronomica e turistica del Ferragosto in programma da martedì 12 a venerdì 15 agosto nel cuore dello Stella, l'Agorà, la piazza della città friulana, come ci spiega il presidente della locale Proloco, Ferruccio Zoccolan. Siamo pronti, ormai la macchina organizzativa è partita, con domani sono su tutti gli stand dei vari ristoranti per la Proloco ed è tutto pronto, insomma. Ecco. Senta, che novità ci sono in questa edizione? Diciamo che le novità un po' si ripetono in pratica, no? Perché diciamo che la nostra peculiarità è la ristorazione in pratica, no? È tutto puntato, diciamo, sui ristoranti, che anzi, se mi permetti, io vorrei anche elencarteli perché così almeno la gente sa che ristoranti, se viene al ristorante che ristoranti trova, insomma, che viene a Rivignano. Avremo il ristorante al Ferrarut, che è rinomato, un grandissimo ristorante della nostra zona, abbiamo il ristorante al Morarat, abbiamo il ristorante il Gaucho Argentino, abbiamo il Principato di Aris, abbiamo il San Marco Vin Bar che è di Virolassa, adesso siamo tutto un comune, perciò fa parte sempre della nostra comunità, e il ristorante La Tarabana. Questi 6 ristoranti avranno tutti avranno, diciamo, tre portate, in pratica sono due salate e un dolce, e non ci sarà mai un doppione, cioè ogni ristorante ha la sua ricetta e il suo menù diverso. In pratica uno con 6 ristoranti si trova un'infinità di scelta, perciò non può andare via senza aver cenato, insomma. Senti, quello che conta è tutto a chilometro zero. Tutto a chilometro zero, perché i ristoranti cercano di fare tutta roba, diciamo, locale, con ricette nostre, locali della zona, nel più possibile, insomma, ecco, quello sì. Ecco, anche i vini sono un po' nostri, della nostra zona, e abbiamo un po' di vini del Collio, perché Che sono i migliori? Diciamo, sono buoni anche i nostri, dai, diciamo, sono buoni anche quelli della nostra zona, dai. Non diciamo che siamo sempre migliori solo quelli del Collio, sono buoni tutti, dai, sono buoni anche i nostri. Senti, poi che novità ci saranno ancora? Abbiamo... Invitare la gente, insomma, a partecipare. Allora, guarda, ogni sera abbiamo della musica diversa, te li posso elencare. Abbiamo l'apertura, martedì apriamo con Nicky Patati, DJ Romeo e Baluner Chiarniel,
che è un duo molto Molto conosciuto, tanto sono anche miei amici. Dunque... Ecco, vedi, molto conosciuto, perciò si passerà un'ora allegra col Baluneir Carniel, con le sue barzellette, le sue risate. Poi martedì abbiamo una bellissima orchestra che è la Lucky Band, no? Anche questa è un'orchestra molto, molto rinomata. Poi giovedì 14 abbiamo Cross Tapalut, ecco, tu forse li conoscerai, anche questo qua è un quartetto molto, molto, molto forte, molto, molto bravo. Mentre il 15 chiudiamo con i Nicola Straballo Band, è un gruppo di giovani fortissimi, molto, dico la verità, molto bravi. Li abbiamo avuti anche l'anno scorso, li abbiamo riconfermati proprio per la loro bravura. Senti, non resta che dire, insomma, partecipazione numerosa da parte di tutti. Io spero che ci sia tanta gente, il menù è allettante, il prezzo è ancora più allettante perché con 5 euro puoi mangiare. Puoi bere del buon vino, abbiamo un'ottima birra, quest'anno abbiamo anche una birra naturale fatta qui nella nostra zona. Io penso che Ferragosto e Ferragosto sono 2 giorni di ferie, se il cielo ci aiuta che non ci mandi giù acquazzoni, che ce n'è stata abbastanza fino adesso, io spero di sì. Senti, qual è lo slogan della manifestazione di quest'anno? Lo slogan della manifestazione quest'anno non è che noi abbiamo uno slogan vero e proprio, mangiare bene e mangiare sano, questo è il nostro slogan. Allora possiamo dire mangiare bene, mangiare sano, venite a Rivignano. Venite a Rivignano, ecco, vedi che l'abbiamo fatto in diretta. L'abbiamo fatto in diretta il nostro slogan. Bene, ok, allora ricordiamo le date, 12, 13, 14 e 15 agosto. È 15 agosto. Chilometro zero assicurato. Chilometri zero assicurato, vi aspetto tutti a braccia aperte a Rivignano. Si è conclusa, secondo le aspettative, la Sagra di Sella 2014. Una sagra, tutta particolare, ubicata all'interno dell'antico borgo, a cavallo tra Rivignano e Latisana, nel cuore della Bassa Friulana. 2 fine settimana ricchi di musica, divertimento e mangiare bene, dove il pesce ha fatto la sua parte. Proprio il pesce è stato il protagonista in assoluto tra le richieste dei commensali. Nemmeno il tempo di chiudere il sipario che il Buie e compagni sono già al lavoro per l'edizione 2015, sempre con tante novità e sorprese. Intanto... Ricordare la tragedia di Marcinelle è un momento di riflessione che ha un alto valore civile e sociale, poiché è l'occasione non solo per ricordare coloro che, emigranti, hanno perso la vita in quella sciagura, ma anche per rinnovare attenzione e impegno sui temi dell'occupazione e della sicurezza del lavoro. Principi contenuti nella Carta Costituzionale del nostro Paese, fondato sul lavoro che deve essere sicuro e solidale. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Franco Jacob, intervenendo a Ronchis alla cerimonia di commemorazione della sciagura mineraria avvenuta in Belgio 58 anni fa, a Marcinelle, il sobborgo operaio a sud di Charleroi, dove l'8 agosto del 56, nella miniera di carbone di Bois de Cruzier,
perirono 262 minatori, di cui 136 italiani e fra questi 7 friulani. I loro nomi sono stati scanditi nel corso sia della cerimonia civile sia durante la messa solenne. Si tratta di Pietro Basso di 26 anni, Mario Buiatti di 31, Ferruccio Pegorer di 41, Armando Zanelli di 33, Ciro Natale Piccolo di 36, Lorenzo De Santis di 29 e Ruggero Castellani di 41, quest'ultimo sepolto nel locale cimitero e alla cui tomba è stato reso omaggio con la deposizione di una corona. La commemorazione, inserita nel progetto per non dimenticare Marcinelle, che mantiene il carattere di manifestazione itinerante, ospitata ogni anno in uno dei luoghi d'origine delle vittime, è stata organizzata dal Comitato Provinciale di Udine della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia, presieduta da Mario Caporale, e alla manifestazione hanno collaborato il gruppo Salvo d'Acquisto Onlus e l'Anioc di Udine, l'Associazione Minatori di Raibl, Cave del Predil e le associazioni di minatori di Latisana, Pertegada e Palazzolo. Presenti anche i labari dei comuni di Ronchis, Latisana, Zano Decimo, San Giorgio di Nogaro, Palazzolo, Precinico, Flaibano, Povoletto, Fiume Veneto e Udine. Presso il parco intitolato ai caduti del lavoro, lo scoprimento del cippo in memoria dei minatori morti a Marcinelle. Immissione di docenti settentrionali in ruolo potrebbe sembrare sulle prime una notizia positiva, ma lei è particolarmente critico. Per quale ragione? Critico perché, come sempre, all'italiana aumentano i posti a disposizione al nord, ma casualmente arrivano quelli del sud e prendono il posto dei nostri insegnanti. I nostri insegnanti difficilmente riescono a fare punteggio alto, o quelli del sud non si sa come, per magia riescono a fare punteggi molto più alti dei nostri e di conseguenza noi ci troviamo con i nostri preparati. Sta succedendo questa cosa, parrebbe una cosa positiva vedere 30.000 posti, 30.000 insegnanti di più al nord Italia, poi alla fine ci troveremo con la stragrande maggioranza di insegnanti che arrivano dalle 2 o 3 regioni principali del sud, che si sono iscritti nelle graduatorie regionali proprio anche un mese o 2 mesi fa addirittura. La precarizzazione dei docenti continua ad essere un problema molto incisivo, tanto che l'Unione Europea rischia poi di multare di fatto l'Italia per i numeri che abbiamo. Se c'è da mandare in pensione qualcuno, vadano in pensione, li rimpiazziamo con quelli nuovi. Tutto il precariato che c'è sarà ora di stabilizzarli, perché si parla anche di persone in precariato da 10 o da 20 anni, quindi stabilizziamoli, hanno una professionalità sufficiente perché effettivamente possono testimoniarlo tutti gli allievi, i genitori e quant'altro, sono persone competenti e bravi, sanno fare il loro mestiere, quindi regionalizziamo in modo che regione per regione assuma le proprie persone, sistemiamo tutto a livello centrale in modo da non incorrere anche in sanzioni dall'Europa, che in questo momento proprio non abbiamo assolutamente bisogno. Ma mancano i soldi. Per altre cose si trovano, quindi si possono trovare, non voglio entrare a fare polemica, oggi ho visto altri 2-3 mila che arrivano con l'operazione Mare Nostrum, ci sono diversi milioni e milioni di euro che vengono spesi ogni mese, probabilmente aiutiamoli a casa loro, è una piccola provocazione, ma con tutti questi soldi probabilmente riusciremo a sistemare un po' delle problematiche che abbiamo in Italia. Torna anche quest'estate l'hashtag Non rischio perché. Anche a Lignano l'iniziativa con la Polizia di Stato per trasformare la sicurezza stradale in evento. È da considerare che l'incidentalità stradale resta la più grande tragedia del nostro paese. Nell'ultimo anno in Italia 3.653 persone hanno perso la vita in incidenti stradali e una vittima su 5 aveva meno di 30 anni. Ne abbiamo parlato con il comandante della Polizia Stradale della provincia di Udine, Giuseppe Stornello, che ha presentato il progetto. La campagna di sicurezza stradale quest'anno si articola in 2 momenti essenziali. Quello tradizionale, direi, fatto dei controlli su strada che si articoleranno nei 4 giorni e 5 giorni che vanno dal 14 al 19, con servizi mirati e predisposti a prevenire e contrastare le guide in stato di ebbrezza e gli eccessi di velocità nelle aree interessate da maggiore presenza e frequenza di giovani, e mi riferisco quindi al litorale di Lignano Sabbiadoro e le vie di accesso. Questi servizi si svolgeranno durante gli orari notturni e servono a garantire sicurezza nella viabilità a tutti gli utenti della strada. L'altro filone di questa campagna, altrettanto importante, è quello della comunicazione. L'ANIA, infatti, e la Polizia hanno realizzato
questa parola chiave, non rischio perché, con la quale tutti possono interagire e comunicare attraverso i social network. Quindi completare l'espressione con proprie valutazioni, con proprie indicazioni, con un effetto molto interessante per quello che si è visto sinora e che siamo certi continuerà anche in questa circostanza, per tutta una serie di utili riferimenti che sono pervenuti alla polizia. Quindi l'invito è per tutti a accedere a questa via di comunicazione. Sul litorale ci saranno operatori dell'ANIA che proporranno dei test, dei gadget, delle norme di sicurezza, ma poi ciascuno può interagire attraverso gli strumenti appunto del social network, attraverso questa parola chiave, non rischio perché. In uno dei suoi quotidiani sopralluoghi in giro con la sua bici per la città, l'architetto Ganis ha segnalato delle criticità in via Pieri. Cosa c'è nello specifico? In via Pieri c'è il parco dei divertimenti, ci sono le montagne russe, sia sulla strada che sul marciapiede. Veramente deve essere uno spasso per le mammine con la carrozzella o con i vecchietti con le loro carrozzelle tentare di raggiungere da via Gino di Pieri solo viale Cadore, il tratto dove c'è la chiesa o ci sono dei negozi. Purtroppo queste situazioni non sono situazioni attuali, perché come si può vedere da Google, che è impietoso in queste cose, questi marciapiedi, almeno dal lato di via Cadore, iniziano ad essere disestati già dal 2008 e i cavalletti si sono ben dal 2011, perciò vuol dire che qui c'è qualcosa che non funziona all'interno o degli uffici tecnici o dell'amministrazione. In questo tratto di via Pieri veramente è totalmente pericoloso, dovrebbe essere chiuso al traffico, il marciapiede dovrebbe essere interdetto e anche il tratto stradale, perché è fortemente sconnesso anche il manto stradale. Le bici dove passano? C'è una ciclabile in via Pieri? No, in via Pieri la ciclabile non c'è, ma non è neanche necessaria, diciamo, solo che le biciclette dov'è che corrono generalmente? Vicino al marciapiede, sul lato destro della carreggiata, e lì si trovano tutta la strada sconnessa, perciò anche le biciclette sono costrette a percorrere il centro della strada, con tutti i limiti, non tanto ad essere investiti, che le macchine non è che qui riescono a correre tanto, però intralciano il traffico, perché una bicicletta al centro della strada rallenta sensibilmente il traffico. Previsioni del tempo per mercoledì 13 agosto. Al mattino tempo discreto su tutta la regione, salvo qualche rovescio sui monti. Dal pomeriggio peggioramento con temporali diffusi dapprima sui monti, poi sulla pianura. Temporali sparsi verso sera anche sulla costa, dove soffierà scirocco sostenuto. Venti forti da sud-ovest oltre i 2000 metri. I temporali potranno essere localmente forti. Il nostro gruppo mette a disposizione sulle 5 reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive ed altro ancora, autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione, un'occasione da non perdere. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. L'informazione per oggi su Canal Furlan termina qui. Come sempre, grazie per l'ascolto, alla prossima.